la lista civica è Viva Portoviro, perché noi crediamo in Portoviro, crediamo in un futuro progetto reale e concreto di un Portoviro sempre più grande, più attraente e più attrattivo per tutto il Polesine, perché siamo nel cuore del Delta del Po e sicuramente Portoviro merita di più, compatta, unita, che si prodiga per essere la futura alternativa. Io non vi tederò con tutti i programmi che abbiamo, perché ci sono 13 pagine del nostro programma, però sicuramente sarà basato soprattutto sulla sicurezza e noi proponiamo un aumento della forza della polizia locale nei limiti naturalmente di legge. Secondo, manutenzioni. Sicuramente porteremo a termine le maxi strutture che l'attuale maggioranza ha messo in atto, perché non possiamo lasciare cattedrali nel deserto, là nella città dello sport, nella piscina. Faremo tutti gli sforzi necessari per portarle a termine, ma daremo sicuramente un occhio alle piccole manutenzioni, perché se avete fatto caso purtroppo ci sono orientati solo sulle maxi strutture e hanno abbandonato i nostri marciapiedi, le nostre strade, le nostre piazze, i nostri parchi, perché la gente me lo chiede. Dopodiché faremo sostegno a tutti, perché nessuno deve restare indietro, soprattutto le frazioni non si devono sentire abbandonate.